di Venerdì Storia, 10 anni di Venerdì Storia, 20 rassegne e quindi doppiamente felici di riprendere e di vedervi così numerosi. Chiediamo scusa alle persone che hanno dovuto fare prenotazioni, c'è stato qualche intoppo, però, queste sono le regole e, vi ricordiamo che effettivamente è necessario prenotare per accedere qui e quindi vi chiediamo anche di portare pazienza se all'ingresso dovete, aspettare, fare i controlli, verificare il green pass, però queste sono le regole. Ehm, la rassegna parte oggi e proseguirà fino a novembre con incontri settimanali. Il livello è molto alto dei nostri relatori, a cominciare da oggi il nostro professor Francesco Tessarolo, che ancora una volta ringraziamo per la generosità e per i continui studi che fa sulla storia locale. Tra i nomi che avrete visto nella rassegna vi ricordo la presenza del professor Emilio Gentile, storico tra i più illustri italiani, che parlerà della storia del fascismo e naturalmente il ringraziamento, ma poi lascio la parola all'assessore Giovanella Cabion, va a tutti coloro che ci hanno aiutato nel programmare la rassegna anche quest'anno. Grazie. Buonasera a tutti. È un piacere vedervi così partecipi. Vi porto i saluti del sindaco Elena Pavan, che in questo momento è impegnata in un altro momento per la preparazione del 3 ottobre, giorno in cui ci sarà la restituzione ufficiale del ponte alla città. Voglio ringraziare il dottor Pagliantini e tutta la squadra dei nostri collaboratori, perché senza una loro grande, forte volontà noi non riusciremo certamente ad organizzare questi eventi. Come vedete, i musei di Bassano sono costantemente aperti alle varie fasce d'età, perché è il nostro scopo, quello di avvicinare alla cultura, varie fasce d'età e perché ognuno possa avere bellezza da questi luoghi. Il momento, che ci apprestiamo in questo momento a vivere è importante. Ripartire con questi venerdì di storia in presenza è una grande soddisfazione. Siamo onorati di avere tante iscrizioni, la richiesta è sempre molto importante. Ehm, negli appuntamenti ci sono varie tematiche trattate. Io ringrazio tutte le associazioni che fanno parte del comitato che stende questo calendario. L'ANPI, la VL, 26 settembre, le ACLI e l'ANA, i Strevi e i Premi Cultura Bassano. Come voi sapete, da quest'anno, la giunta, l'amministrazione comunale ha deciso di allargare la platea di persone che forniscono idee per questo percorso e quindi è stato inserito il gruppo dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, e le ACLI, che sono 2 enti, associazioni a livello nazionale che hanno una storia importante. L'incontro di oggi viene prima di un evento che ha segnato in maniera indelebile la storia della città di Bassano. Il 26 settembre del '44, quando ci fu questo eccidio, che verrà commemorato domani, come ogni anno, in forma solenne. È stato invitato a presentare questo argomento il professor Tessarollo, perché è una persona sensibile e molto equilibrata e io lo ringrazio veramente di cuore, perché quando noi siamo alle sue presentazioni affrontiamo anche dei momenti drammatici con grande consapevolezza, quindi un mio ringraziamento personale. Ringrazio anche il consigliere Marina Bizzotto, che è qui con me, che fa parte della commissione cultura del comune di Bassano del Grappa, perché avere dei giovani che si avvicinano a questi percorsi amministrativi, che puntano e valorizzano come investimento, credo sia fondamentale, cioè lo scopo nostro è quello di far crescere i giovani. Quindi vorrei anche da lei un saluto. Grazie. Buona serata. Sì.
Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore Cabbion e sottoscrivo quanto ha detto. Mi unisco ai ringraziamenti per chi da appunto 10 anni organizza questi eventi, soprattutto perché danno modo a tutti di conoscere la storia e la storia, è importante sentire le testimonianze e riviverla, è importante soprattutto per noi ragazzi. Vedo sempre troppe poche facce giovani a questi incontri. Mi piacerebbe vederne di più, perché comunque credo sia fondamentale, che ci sia questa conoscenza da parte dei giovani. Non ho niente altro da aggiungere se non augurarvi buona serata e anche appunto ringraziare di nuovo lo staff della biblioteca e tutte le associazioni che permettono questo. Grazie mille. Bene, allora prendo la parola anch'io per ringraziare assessore, consigliera, la biblioteca, voi che siete qui presenti, per seguire la storia degli autori del rastrellamento del Grappa. Li vediamo ritratti alcuni in questa immagine. È una compagnia del 63° Battaglione Tagliamento che alloggiava nella casa parrocchiale di Solagna e si rese responsabile degli eccidi della Busa delle Cavre, 5 partigiani, di Malgameda, 8, di Camposolagna, 3 ex prigionieri sudafricani che erano andati con i partigiani. Ecco, cercheremo di capire cos'è stato l'apporto degli autori del rastrellamento, mettendo in risalto il punto di vista dei tedeschi nell'estate del 44, sul quale forse non abbiamo finora riflettuto abbastanza. Non abbiamo riflettuto nemmeno sul punto di vista della Repubblica di Salò in quell'estate. E per capire poi cosa era il sistema di potere nazista che presiedeva a tutte le pratiche di rastrellamento, cosa era la guerra contro i partigiani dal punto di vista tedesco e ci concentreremo poi sulla riunione di Feltre e chi vi partecipò. Siamo il 10 settembre e fu proprio in quell'occasione che vennero decise le modalità dell'esecuzione del rastrellamento. Ecco, questi sono un po' i temi che affronteremo. Temi sui quali nell'immediato dopoguerra c'è stata una coltre di nebbia molto forte, che in parte riconosciamo in questi testi, in questi documenti. Il primo è proprio del 63° Battaglione Tagliamento, dove si dice: abbiamo attaccato, però fronteggiando forti formazioni partigiane, esagerando molto quello che era successo. Anche alla fine del conflitto la posizione delle formazioni partigiane mirava ad esaltare, ad enfatizzare lo scontro, insistendo, come in questo caso, sulla pesantezza e la brutalità, sul numero delle uccisioni, ma anche sul fatto che vi erano brigate, battaglioni di SS tedeschi. E in realtà non erano tedeschi, oppure non erano propriamente tedeschi, come cercheremo di vedere insieme stasera. A gettare ulteriore nebbia alla fine del conflitto le procedure giudiziarie che vengono bloccate dall'amnistia Togliatti, per cui non c'è la prosecuzione nelle ricerche, nello studio, nell'individuazione dei responsabili, delle modalità delle varie esecuzioni, perché con l'amnistia si bloccano i processi. Ben diversa sarebbe stata la scelta dell'indulto, che voleva dire portare a termine il procedimento, individuare i responsabili e poi non far loro pagare la condanna. Ecco, qui siamo proprio con uno dei documenti usciti recentemente. Come vedete, gli imputati sono Pasuello, Perillo,
Zilio e altri. C'è una lunga lista di parti lese e di testimoni, però tra i documenti a sostegno, a discolpa, per esempio del federale Passuello, troviamo niente meno che la presa di posizione del vescovo Rodolfi. La lettera è del 15 luglio del 46, quindi non erano trascorsi tanti anni, anzi, e il vescovo racconta che in fondo Passuello aveva sì parlato, gridato, eccetera, ma per tener buoni i tedeschi. Non solo, ma aveva distribuito, vedete, 500 cappelli ai partigiani perché questi si salvassero, cosa che evidentemente non era vera. Però è proprio in questo modo, no, che la realtà appena accaduta si copre di quella nebbia che dicevo. Ecco, noi cercheremo stasera di fare un po' di luce su questa nebbia, cominciando a capire qual era il punto di vista dei tedeschi nell'estate del 44. Allora, alla fine del 42 questa era la scena europea. Come vedete, o alleati come la Francia di Vichy o l'Italia o vari paesi della penisola balcanica o occupati direttamente dai tedeschi, tutto era nelle loro mani. Questa realtà comincia a scricchiolare agli inizi del 43 con la sconfitta di Stalingrado, la perdita del Nord Africa, lo sbarco in Sicilia, l'armistizio dell'8 settembre. Ma soprattutto è proprio agli inizi di giugno che viene liberata Roma, il 4 giugno, 2 giorni dopo inizia lo sbarco in Normandia, l'11 agosto è liberata Firenze, cosa della quale si parla poco. Il 15 agosto un altro sbarco in grossa quantità di uomini e mezzi, 500.000 soldati, avviene in Provenza e da qui si arriverà alla rapida liberazione della Francia. Ecco, se vediamo tutti questi passaggi con una cartina dinamica che spiega la scena, capiamo meglio qual era il punto di vista dei tedeschi. Comincia tutto il 7 giugno, all'indomani dello sbarco in Normandia, e come vedete assistiamo a una progressione notevole. Anche se lungo la penisola l'avanzata degli alleati si infrange e si rallenta prima e poi si ferma, nel resto dell'Europa la Francia, come dicevo, è presto liberata e soprattutto arrivando al 20 settembre, quando comincia il rastrellamento, vedete che buona parte dell'Europa orientale era stata conquistata dall'Armata Rossa. Tradotto in italiano, questa è la cartina che ci fa vedere come, dicevo poc'anzi, l'avanzata alleata si sia infranta lungo la linea gotica, abbia ottenuto piccoli progressi arrivando a Ravenna, alle valli di Comacchio nel dicembre, ma tutto il resto della pianura padana era nelle mani dei tedeschi che, si intravede nelle linee verdi, ripetevano quel sistema che aveva loro permesso di bloccare a lungo l'avanzata alleata lungo la penisola, cioè una linea di difesa sulla quale gli alleati scatenavano tutta la loro potenza che per un periodo resisteva, ma poi era travolta. Solo che a distanza di poche decine di chilometri una nuova linea di difesa impegnava di nuovo gli alleati. Ecco, secondo i tedeschi la stessa cosa doveva essere replicata lungo il fiume Mincio, lungo l'Adige, lungo il Po e soprattutto, che ci interessa da vicino, lungo il Vallo Alpino che copriva tutte le prealpi, dal lago di Garda fino a Trieste, sfruttando le fortificazioni della Grande Guerra. Risultato, poi, da mettere anche in questa ottica, la forza delle formazioni partigiane, che dopo
il secondo governo Badoglio, nel quale erano entrati tutti i partiti antifascisti, mentre il primo, quello uscito il 25 luglio con l'arresto di Mussolini, era un governo tecnico, diremo oggi. Il secondo governo Badoglio, con l'ingresso, ripeto, dei partiti, a cominciare dal Partito Comunista, viene appoggiato dagli alleati, che riconoscono anche le formazioni partigiane che facevano capo ai rispettivi partiti e soprattutto rafforzano l'invio di lanci, che voleva dire armi, munizioni, esplosivo, rifornimenti vari. Il risultato nell'estate del 44, dal punto di vista dei tedeschi, è questo scenario. In rosso le repubbliche partigiane, famosa quella dell'Ossola, quella d'Alba o quella di Montefiorino, ma anche le altre aree, e si vede appunto l'altipiano d'Asiago e il Monte Grappa, che erano occupate dai partigiani. Ecco, questa era la realtà dal punto di vista dei tedeschi. Qual era la realtà dal punto di vista della Repubblica di Salò? Ho messo in risalto Goebbels perché nel suo diario egli accusa esplicitamente gli italiani di tradimento, di viltà e anche di fannullaggine. Queste espressioni non vengono propagandate dalla radio nazista, però il punto di vista dei tedeschi è esattamente questo. I tedeschi che occupano l'Italia e arrivano a Bassano il 19 settembre. Ebbene, come effetto di questo giudizio derivava l'idea che l'Italia fosse, dico brevemente, una colonia da sfruttare, data l'inferiorità degli molto, tra virgolette, alleati. E quest'altro schema spiega bene lo sfruttamento di cui dicevo, perché nella prima parte sono riportati in tonnellate, vagoni e lire tutte le merci che i tedeschi hanno portato via dall'Italia dal 15 settembre in avanti. Solo nel mese di aprile del 44 hanno portato via queste quantità. Leggo a caso per rendere l'idea: 4 vagoni di bottoni, 5 vagoni di articoli da cancelleria, articoli di gomma 59, e quindi capite che ai tedeschi interessava soltanto sfruttare le risorse di materie prime, prodotti alimentari, prodotti industriali e manodopera italiana. La RSI era un paravento per quello che interessava loro. La RSI non era molto di più, anche perché nell'estate del 1944 vengono fuori, primo, l'incompiutezza della Repubblica Sociale, secondo, 2 fallimenti totali, al di là degli avvenimenti bellici, e terzo, un grave problema politico. Cominciamo dall'incompiutezza. L'immagine parla dell'assemblea che doveva fondare la Repubblica. Siamo al 14 novembre del 1943 a Verona, che in realtà lancia un piano programmatico molto generico al quale non segue né una Costituzione, né elezioni, né tantomeno un Parlamento. Quindi un programma vago, mai realizzato completamente, un gruppo dirigente autoreferenziale, incapace di trovare dei punti di riferimento fuori di se stesso. In altre parole, un governo nelle mani dei tedeschi che controllavano tutto ed avevano l'ultima parola. I partigiani la chiamarono Repubblichina, anche perché era evidente il contrasto tra la volontà di essere Stato e la sua impossibilità pratica a diventarlo. Questo sarebbero gli stemmi della Repubblica di Salò. Questa invece è una dei tanti documenti del nostro archivio comunale, dove si vede che molto più semplicemente era cancellata nella carta intestata della prefettura
lo stemma sabaudo e la R di reale, poco di più. Quindi uno Stato che non aveva consistenza, non aveva forza, anche perché nell'estate del 44 sono 2 i fallimenti gravi. Il primo è la GNR. Questo filmato ce la descrive in termini propagandistici. Siamo il 29 luglio del 44, ma in realtà la GNR non funzionò mai. Venne realizzata nel novembre del 43 mettendo insieme reparti della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale, quindi volontari, i carabinieri e la Polizia dell'Africa italiana, che già di per sé era un insieme un po' eterogeneo. 140.000 uomini la formavano, però nel corso dell'estate del 44 è evidente il fatto che gran parte di questi avevano lasciato le fila oppure erano entrate in altre formazioni. Ecco, lo stesso Ricci, che era a capo della GNR, se ne lamenta con l'ambasciatore di Roma in questi termini: "I miei uomini dispongono di una mitragliatrice ogni 20 persone, un paio di scarpe ogni 3 e un autocarro ogni 500. Ho chiesto che siano inviati a combattere, ma con quali armi? Marciscono nell'ordine pubblico, terreno pericolosissimo perché pieno di tentazioni, alle quali queste truppe non sanno resistere", e quindi passare con i partigiani. Ecco, il plenipotenziario, l'ambasciatore che aveva in mano le redini della Repubblica di Salò, scriveva continuamente telegrammi al suo ministro degli esteri, telegrammi che in Germania sono stati pubblicati sistematicamente e c'è una enciclopedia che li raccoglie. Ecco, Rudolf Rahn, che già era stato mandato nella Francia collaborazionista, parla proprio della GNR in questi termini: "Mussolini sta cercando di riorganizzare la polizia, che è inaffidabile a causa dei suoi legami con la famiglia reale". I carabinieri giuravano fedeltà al re prima che a Mussolini. Mussolini non poteva permettersi di sciogliere del tutto i carabinieri, particolarmente indispensabili nelle province. Cercherà di demonarchizzarli. Ecco, nell'estate del 44 questa operazione di demonarchizzazione non funziona. Ci sono una serie di diserzioni, fughe, abbandoni, soprattutto da parte dei carabinieri, che in alcuni casi si uniscono con i partigiani o almeno collaborano con essi. Risultato: i tedeschi, degli 11.000 carabinieri in servizio in quell'estate, ne catturano metà e li portano in Germania. Ecco, una conferma indiretta di tutto questo si ha nell'elenco dei carabinieri finiti fucilati o impiccati nel rastrellamento del Grappa. Quindi la GNR non funzionava. Secondo fallimento importante, l'esercito nazionale repubblicano, che nella volontà di Graziani doveva affiancare i tedeschi. In realtà non venne mai portato a termine. Si pensava a 20 divisioni, ne vennero realizzate solo 4, addestrate in Germania, per un totale di 57.000 uomini. Risultato: i bandi che vennero emanati, e dal febbraio, come vedete, c'era la punizione con la fucilazione per i renitenti e i disertori, non avevano effetto, perché i giovani non volevano andare a combattere con Salò, ma nemmeno volevano essere addestrati in Germania. Per questo Carota e Bastone, il 25 maggio, si ha la franchigia che permetteva ai ribelli, così erano chiamati i renitenti e i disertori, di rientrare nei ranghi senza essere fucilati. Ma anche questo non aveva grande effetto. Il risultato lo si vede in questo elenco di formazioni che è risultato alla fine della guerra, ma si capisce meglio da queste parole. Un maggiore della GNR scrive a Mussolini:
tutti questi corpi, queste squadre speciali, rivaleggiano fra loro con giornali, manifesti, propaganda, strappandosi gli uomini gli uni gli altri. E ancora Farinacci, uno spettacolo poco edificante, una gara a chi più riesce a ingaggiare giovani e anziani. I migliori risultati li ottiene chi promette premi e stipendi maggiori. L'esame politico non esiste e spesso dei giovani insofferenti alla disciplina passano da un reparto all'altro con grande facilità. Ecco, gli italiani avevano cercato di mettere in piedi un reparto speciale addestrato per la lotta antipartigiana, però anche in questo caso i cacciatori degli Appennini che parteciperanno al rastrellamento e verranno alloggiati anche a Bassano, neppure questi reparti sono immuni dai limiti che segnavano l'esercito repubblicano e tutte le sue formazioni, ovvero carenze di equipaggiamento e di carburante, la cui assegnazione dipendeva dai tedeschi, diserzioni, autotrasferimenti verso altri corpi meglio retribuiti. Questo nell'estate del 44 era evidente. E qui si pone il problema politico, che vi presento in breve citando 2 articoli. Uno, un giornale che era La Repubblica di Firenze, che non aveva niente a che vedere con quello che sarà fondato molto più tardi da Scalfari, con il titolo "Quando la si smette di usare questi aggettivi della propaganda che di fronte ai fatti, di fronte alla realtà, apparivano a dir poco desueti. La manifestazione sempre ardente, l'invocazione appassionata, la vittoria immancabile, l'acclamazione altissima, l'espressione di fede, il rapporto vibrante, la parola nobilissima e alata". Ma ancora più esplicito è l'articolo famoso del direttore della Stampa del 21 giugno intitolato "Se ci sei batti un colpo", rivolto a Mussolini, e anche quest'altro, meno noto, però altrettanto e forse più esplicito. Accadono fatti inauditi, si fonda una repubblica, gli italiani si avventano gli uni contro gli altri come cani, il nemico avanza e occupa intere regioni, il cosiddetto alleato, ritirandosi, ci saccheggia e spoglia a guisa del peggior nemico, la guerra imperversa in questa terra e su questo popolo nella forma più atroce. E voi, Mussolini, voi non avete nulla da dire. Voi restate nascosto e inaccessibile in un misterioso angolino d'Italia. E questa è un'accusa assai forte e pesante, che sicuramente era diffusa non solo tra i giornalisti e gli intellettuali, ma anche tra la popolazione. Risultato: la creazione delle brigate nere, cioè la militarizzazione del partito. Viene pubblicata il 25 luglio, proprio a ricordare cosa era accaduto l'anno prima con l'arresto di Mussolini, e prevede la militarizzazione, un organismo esclusivamente militare, una gerarchia retta dall'obbedienza e dalla disciplina, cioè fine di ogni discussione politica. E le brigate nere in questo modo toglievano spazio ad ogni controversia, ad ogni dibattito. Non solo, ma anche dipendevano direttamente dai tedeschi. Ecco, è Innocenzo Passuello, del quale aggiungeremo qualcosa dopo, che diventa comandante della 22ª Brigata Nera di Vicenza. Qui, in un discorso che fa al popolo di Lugo, traccia a grandi linee la storia di questo tormentato periodo, dal tradimento di pochi vigliacchi al ritorno del duce al posto di guida della nazione. Quindi ancora la vecchia e logora propaganda. Questa immagine, che chiude velocemente il passaggio che vi sto tracciando, fa vedere come la gente comune nemmeno guardasse questi esponenti delle Brigate Nere. E bisogna aggiungere che i reparti italiani e la 22ª Brigata Nera di Vicenza in particolar modo
furono impegnati sistematicamente nell'azione contro i partigiani e la 22esima responsabile importante del rastrellamento. Però i reparti italiani sono al comando dei tedeschi, ma anche al loro servizio per un altro motivo molto importante che adesso cerco di illustrarvi. Cioè, cosa vuol dire la guerriglia partigiana e soprattutto come si contrasta la guerriglia partigiana? Se noi guardiamo al Risorgimento, troviamo dei segnali inequivocabili di uno studio, direi sistematico, sulla guerra per bande, perché ovviamente i Carbonari oppure i Mazziniani dovevano combattere contro un esercito organizzato e potevano farlo solo con agguati, sabotaggi, toccata e fuga. Ebbene, Carlo Bianco, conte di Saint-Geroux, che era un carbonaro che dopo il fallimento dei moti del 21 passò in Spagna, Grecia, Francia, entrò in contatto con Buonarroti e poi venne a essere agente di collegamento con Mazzini, ha scritto un trattato sulla guerra partigiana. Non solo, ma anche Mazzini stesso ha scritto un libro sulla guerra per bande, insurrezione e strategia. Tra parentesi, faccio osservare che la prefazione, ovviamente il libro è degli anni 50, è di Giuseppe Tramarollo, che era professore del liceo Brocchi di Bassano, professore di lettere. Ebbene, il Risorgimento quindi aveva materiale per capire come funziona la guerra partigiana, solo che Mussolini si guardò bene dall'esaltare il Risorgimento, che voleva dire Mazzini, Garibaldi, ma anche idee come democrazia, libertà, ed esalta invece la dignità imperiale di Roma. Quindi salta a pie pari i temi della guerriglia partigiana e anche se gli eserciti italiani vennero a contatto con i partigiani in Russia o in Jugoslavia, questi, i vertici, i nostri generali, disdegnarono questo tipo di guerra, trattandolo come fossero briganti, come fosse il brigantaggio, cioè senza riconoscere loro alcuna dignità, alcun interesse. Non fu così invece per i tedeschi, che si organizzarono già in Russia con reparti specializzati contro i partigiani. Perché? Il motivo risale alla fine della Grande Guerra, quando il trattato che i tedeschi chiamano Diktat obbliga a un massimo di 100.000 uomini nell'esercito tedesco. I generali tedeschi capiscono che con 100.000 uomini non si fa niente, però danno incarico a degli esperti, e qui abbiamo trovato un libro di 360 pagine all'archivio di Friburgo, di studiare cosa vuol dire la lotta di elementi insorti in uno stato occupato da un nemico invasore, cioè la guerriglia partigiana. Questa è la sostanza. E lo studio comincia dalla guerra in America, degli americani contro gli inglesi, continua con i francesi nella rivoluzione francese, poi passa per la guerra partigiana nel Sudafrica e avanti così, elencando momento per momento le modalità con cui un popolo, senza avere un esercito o non avendo un esercito numeroso, riusciva a contrastare l'eventuale occupazione. Non solo, ma nella scuola di guerra tedesca viene diffuso anche uno scritto di questo Ugo Kirchnaue, che a sua volta era stato insegnante alla scuola di guerra di Vienna, non di Berlino, e diresse la Società Austriaca di Studi sull'Esercito. Ebbene, il suo studio
è intitolato Combattimento contro le bande partigiane e partiva dall'esperienza della Grande Guerra avuta dagli austriaci in Serbia. Questa è una noi abbiamo parlato tanto della Grande Guerra, del Grappa e dell'Italia, non certo della Serbia. Ebbene, l'impero austriaco attacca la Serbia subito dopo l'ultimatum, bombarda Belgrado, però dopo una prima invasione le truppe serbe, pur inferiori, sconfiggono gli austro-ungarici e li respingono oltre la frontiera. La stessa cosa avviene nel novembre del 14. Tutto cambia nell'ottobre dell'anno dopo, quando entra in guerra a fianco dei tedeschi e degli austro-ungarici il regno di Bulgaria. In questa immagine si vedono le varie divise che riescono a occupare definitivamente la Serbia. Solo che non è definitivamente, perché l'occupazione è sì pesante. E qua vedete i carri di fieno dei contadini serbi portati agli austriaci in un punto di raccolta. Ma l'esercito serbo si era rifugiato nelle montagne e aveva intrapreso la guerriglia partigiana. Contro questa guerriglia partigiana gli austriaci avevano escogitato le tecniche più diverse, a cominciare dalle rappresaglie contro la popolazione civile che aiutava i partigiani, dalla deportazione della popolazione civile in gran massa, proprio per togliere il terreno che favoriva i partigiani serbi, dall'uccisione sistematica con processi sommari e soprattutto dall'utilizzo, che fu l'arma più efficace, di formazioni di antiguerriglia, in questo caso formazioni di irregolari non serbi, ma albanesi, che ce l'avevano a morte con i serbi, come sappiamo anche nei decenni successivi, e che usavano le loro stesse tecniche, cioè piccoli gruppi che si spostavano facilmente, che non avevano bisogno di grandi alloggiamenti o strutture. Bon, tutto questo fa sì che già nel maggio del 44 venga pubblicato un documento interno per i tedeschi che è combattere le bande partigiane. Quindi i tedeschi sapevano per filo e per segno come fronteggiare i nostri partigiani. E dentro questo documento troviamo descrizioni come questa: la battuta circolare, cioè prendere un territorio, circondarlo e restringere progressivamente, oppure, che verrà applicata in grappa, la battuta con linea di intercettazione, cioè a salire parliamo già del massiccio, da 3 lati, usare la pedemontana come valvola di sfogo per i partigiani e soprattutto per catturarli, cosa che successe regolarmente. Ecco, tutto questo viene realizzato non impiegando unità della Wehrmacht o della polizia, ma unità speciali, fortemente specializzate, dotate di grande autonomia, ridotte esigenze logistiche, grande mobilità e flessibilità, che combattevano i partigiani con la loro stessa tecnica. Questo è. Bene, passerei, oppure dai, vado a quest'altro elemento importante. Vediamo un'immagine dove alla vostra destra si riconosce il generale delle SS Karl Wolff. Rudolf Rahn, l'ambasciatore di cui abbiamo visto prima, è alla destra di Mussolini. Ebbene, nella situazione all'indomani dell'8 settembre, con l'Italia occupata, i 30 chilometri dietro la linea del fronte erano controllati dalla Wehrmacht e quindi dal generale Kesselring alla fine, mentre tutto il resto del territorio faceva capo al generale delle SS Karl Wolff. Costui era un personaggino non da poco, nato a Salisburgo, austriaco, non tedesco, aveva studiato legge perché suo padre magistrato aveva voluto così, ma non aveva fatto nessun
esame e, come succede per tanti casi simili, si butta nelle braccia del nazismo, scala tutta la linea gerarchica diventando il braccio destro di Himmler, e a lui viene affidato il controllo dell'Italia occupata. L'ordine pubblico e la sicurezza dipendono da lui. Si sceglie 4 collaboratori: il generale Bürger, responsabile della sicurezza nell'Italia centrale; Odilo Globoknik, suo amico, responsabile nel Friuli Venezia Giulia, che diventa Operation Zone Adriatische Künstlerland, che è quello che aveva costruito i campi di sterminio in Polonia, Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka, tutti fatti lui. Poi c'è un terzo, il generale Tensfeld, responsabile nella zona del Lombardia e Piemonte, eccolo qui, e infine Karl Brunner, responsabile del settore alpino orientale, e che è lui che organizza il rastrellamento del Grappa. Ex insegnante di scuola elementare, anch'egli giovanissimo, è entrato nelle fila delle SS e ha fatto grande carriera. Ecco, i rapporti tedeschi di metà giugno dicono che tutta la zona Belluno, Valsugana, Rovereto, Schio, Bassano, Vittorio Veneto è fortemente perturbata dalle bande, e la risposta arriva direttamente da Kesselring, che fa affiggere in tutta Italia, e qui per Vicenza è la prefettura che riporta il suo documento, un manifesto in cui si dice: in conseguenza dell'azione dei partigiani, che era cresciuta enormemente, verrà iniziata l'azione più energica contro le bande ribelli, sabotatori criminali, costituita una percentuale di ostaggi nelle località dove ci sono bande armate, atti di rappresaglia, impiccare nelle pubbliche piazze gli elementi riconosciuti responsabili, eccetera, eccetera. Ovviamente tutto questo voleva dire sovrapporre la Wehrmacht alle competenze che fino allora erano state delle SS. La cosa non suscita grande dibattito, grande confusione, perché dobbiamo dire adesso com'era organizzato l'apparato nazista, che noi conosciamo come sistema di organizzazione perfetta fin dalle prime fasce d'età, e di altrettanto perfetta propaganda. Però era molto di più. Era lo smantellamento sistematico dello Stato di diritto. Perché? Lo capiamo seguendo velocemente le considerazioni e le riflessioni di 2 autori fondamentali. Il primo è il sociologo Max Weber, che parla di potere carismatico, diverso dal potere ereditario e dal potere della legge. Perché questo potere carismatico si basa sulla forte personalizzazione del leader. Il leader è colui che risolve e del quale si parla, ma anche su un certo tipo di atteggiamento da parte dei sottoposti. È così che Hitler in pochi anni, perché prende il potere nel gennaio del 33, riesce a mettere in piedi la macchina di guerra. Ecco, infatti per i sottoposti non era sufficiente obbedire al Führer, bisognava anche fare propria, anticipare la sua politica. Ecco, fare qualcosa anticipando quello che era il desiderio del Führer. È così che vengono realizzate le imprese criminali del nazismo. Ecco, chi ne parla è un politologo tedesco di origine ebraica, Franz Neumann, che lascia figura importante della Repubblica di Weimar, arrestato dai nazisti, riesce a fuggire prima in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti. Ebbene, nel 42, quindi molto presto, pubblica questo libro dove paragona il nazismo a un mostro biblico. Il libro è intitolato Behemoth, in quanto non stato, disorganizzazione, caos totale, dove 4
gruppi di potere decidevano tutto senza nessun controllo. I gruppi erano il partito, l'esercito, la burocrazia, la grande industria. Tutt'altro, ecco il nome è Behemoth, tutt'altro rispetto a quello che è il Leviathan, l'altro mostro biblico dello Stato che controlla tutto. Per capire meglio quello che vi sto dicendo, basta accennare al fatto che nel corso del nazismo ben 650 leggi vennero emanate, ma di queste solo 404 cioè ben 404 non furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Quindi non c'era la legge proprio fisicamente leggibile, per cui ognuno poteva interpretarla come voleva, e tra questi ognuno c'era il Servizio di Sicurezza Supremo delle SS, che avrebbe dovuto garantire il nazismo dai nemici, ma in realtà allarga enormemente il suo potere, arrivando a inglobare giovani intellettuali provenienti dalle organizzazioni studentesche dell'estrema destra, delle università, e soprattutto, a partire dal 38, mettendo insieme tutte le competenze, dalla polizia criminale alla polizia giudiziaria, alla polizia delle SS. Risultato, gli Einsatzkommando, che per la prima volta in Austria cominciarono a perseguire, ma fuori di ogni legge, fuori di ogni regola, fuori di ogni controllo, i nemici veri o presunti del nazismo. Ecco, questa è la realtà con cui abbiamo a che fare. Ebbene, il 10 settembre del 44, nella caserma Zanetelli di Feltre, il generale Karl Brunner convoca una riunione per illustrare il suo piano di rastrellamento del Grappa. No. Vi sono vari nomi che partecipano e ve li elenco in anticipo e poi li vediamo passo passo. Osservo subito che molti erano austriaci, neanche tedeschi. Vi partecipano anche Perillo e il tenente colonnello Merico Zuccari della Legione M Tagliamento. Ma andiamo con calma. Il primo nome è il capitano Fritz Buschmeyer, che dall'estate del 44 aveva come compito il controllo della sicurezza nel nostro territorio. Un settore faceva capo a Valdagno e quello est a Bassano. Unico compito di Buschmeyer era la lotta ai partigiani. Per assolverlo sono a sua disposizione le unità del territorio, cioè reparti della Wehrmacht, della Luftwaffe, le SS, l'organizzazione TOT, le formazioni repubblicane, eccetera, eccetera. Ma soprattutto disponeva di un reparto specializzato nella lotta antipartigiana. Ecco, questa è l'avanzata dell'Armata Rossa e si capisce dalla rapidità e dal numero di morti che essa provoca che i tedeschi non erano più in grado di sostenere la spinta demolitrice delle truppe staliniste. E infatti perdono 600.000 uomini in agosto, 400.000 a settembre, 200.000 a ottobre. Per rispondere a queste difficoltà oggettive, la prima misura fu la costituzione di reparti formati da popolazione non russa, che sono gli Ostbataillon. Questi erano cosacchi oppure ucraini che venivano reclutati o direttamente o nei campi di prigionia e venivano spostati, per esempio, al di qua delle Alpi per contrastare i partigiani. Ecco, vado avanti veloce citando il fatto che i nostri soldati vennero schierati dopo la sconfitta di Stalingrado. Siamo nel gennaio del
43 a difendere i tedeschi che si ritiravano, no? E la ritirata di Russia avvenne per questo motivo, al di là di tutto. Ebbene, il 263° Ostbataillon, quindi formato da questi soldati ucraini, oppure mongoli, come vediamo qui, viene ad essere utilizzato anche contro i partigiani e sul Grappa. I comandanti erano tedeschi e avevano la possibilità di far fuoco sui propri uomini nel caso tentassero la fuga. Ecco, sono numerosi e vengono utilizzati ampiamente in tutto il nord Italia. Altro reparto che viene organizzato dal tenente colonnello Fritz Dietrich, che partecipa alle riunioni di Feltre, è composto da personale della Luftwaffe, la Luftwaffe Sicherungsregiment Italien. Questo è fondamentale perché disponeva dei micidiali cannoni Flak da 88 e delle mitragliere della contraerea capaci di 1200 colpi al minuto. Sono pochi uomini, 200 uomini che vengono reclutati nei campi d'aviazione, ai quali si aggiungono un'ottantina di uomini presi direttamente dai campi di prigionia. Ebbene, con questo armamento, nelle immagini micidiali, nelle immagini li vediamo nei pressi di Revine Lago, arrivano a contrastare i nostri partigiani sul Grappa. Ecco, poi vi è il responsabile della Alarmflak Batterie, la batteria contraerea di Bassano del Grappa, il tenente Robert Mathieu, eccolo qui, che pure disponeva dei cannoni da 88, che arrivavano a sparare con una cadenza di fuoco spaventosa fino a 15 colpi al minuto e una gittata di 20 chilometri. Ecco, a protezione della città di Bassano, le batterie erano sistemate dall'artiglieria contraerea repubblicana anche in quella che era fino a poco tempo fa la caserma Fincato a nord di Bassano, alla quale si rifà la foto. Vi erano poi i soldati dell'artiglieria contraerea repubblicana, che erano sotto gli ordini dei generali e degli ufficiali tedeschi. Altro discorso è quello che riguarda il personaggino che vedete qui seduto con una gamba ferita, che è Franz Hofer, che era diventato commerciante di Innsbruck, iscritto al partito nazista, arrestato, liberato e ferito durante la liberazione grazie all'aiuto di alcuni militanti del partito. Ebbene, lo vediamo nel 33, quindi siamo agli albori, nel settembre del 33, agli albori del regime nazista, diventa Gauleiter del Tirolo Vorarlberg, cioè di una parte dell'Austria, dopo che questa viene occupata dalle truppe naziste all'indomani dell'Anschluss, e governa anche le province di Bolzano, Trento e Belluno. Ecco, cancella da queste province ogni segno di fascismo, vieta l'organizzazione del partito fascista repubblicano e nomina suoi prefetti. Ecco, questa figura è fondamentale perché ci permette di capire un'altra componente importante del Sallamento, che sono i reparti cosiddetti Bozen, cioè gli altoatesini. Essi fanno capo al capitano Julius Engelbart, che come vedete è della Wehrmacht, ha le mostrine della Wehrmacht, ed era aiutato dal sottotenente Feuchtinger, che invece apparteneva alle SS. Dicevo appunto di queste formazioni che nascono in Trentino e in Alto Adige. Il Corpo di Sicurezza Trentino ha un ruolo importante. Lo scopo lo si legge in questo volantino che è riferito al corpo di sicurezza che doveva nascere
nel bellunese, e si dice appunto garantire la proprietà privata e pubblica, gli impianti industriali, l'incolumità delle famiglie e degli individui, il rispetto delle leggi, eccetera, eccetera. In realtà in provincia di Belluno non ha seguito, in Trentino invece sì. E quindi vediamo appunto questo corpo CST, Corpo di Sicurezza Trentino. Come mai? La spiegazione, ecco, salto velocemente questi passaggi, si legge in una storia che è specifica del Trentino e che merita di essere approfondita. L'immagine, la cartina che vedete risale alla Grande Guerra, ma dobbiamo andare ancora più indietro, perché il Trentino viene a trovarsi in una situazione particolare sotto il Lombardo-Veneto e dopo l'ingresso del Veneto nel Regno d'Italia. Risultato, questa immagine che parla dell'inaugurazione della facoltà di giurisprudenza in lingua italiana a Innsbruck. Siamo il 3 novembre del 1904 e due personaggi che sono qui nell'immagine meritano di essere descritti con più precisione. Sono Alcide De Gasperi, che aveva in mente una soluzione istituzionale, cioè che il Trentino venisse riconosciuto dall'impero austro-ungarico con enormi autonomie. L'altro personaggio è Cesare Battisti, che invece non voleva saperne più degli austriaci e mirava all'irredentismo, cioè all'allargamento, all'ingresso del Trentino nell'Italia. Ecco, questi sono i due personaggi. Sappiamo come andò a finire la Grande Guerra, ma merita sapere come finì dal punto di vista di Ottone Brentari, che era nato a Strigno e che diventa corrispondente del Corriere della Sera, e nelle lettere dal Trentino racconta come può risorgere un paese dissanguato da anni di guerra se non si va in suo soccorso. Il cambio corone austriache, lire italiane fu una beffa, perché il Trentino venne espropriato e di conseguenza qualche volontà autonomista, diremmo oggi, oppure più semplicemente anti-italiana, la troviamo nel CST, che accetta di andare a combattere con i tedeschi e arriva nel razziamento del Grappa lungo la Valsugana, nella zona Carpanee e oltre. Ecco, qualcosa del genere, ma per altri aspetti assai diverso, avviene nella provincia di Bolzano. Qui c'è il reggimento di polizia Bozen, ve ne accennavo prima, composto da contadini, artigiani, pastori tra i 30 e i 40 anni, che finirono a combattere con compiti di ordine pubblico a Roma, e l'attentato di via Rasella ne uccise 32, come si legge in questo ex voto che si trova ancora oggi al santuario di Pietralba. Ebbene, qui c'è una pagina di storia sulla quale mi soffermo forse un po' dettagliatamente, perché è ben poco conosciuta. Infatti il territorio trentino, quello che chiamiamo oggi Trentino e Alto Adige, era Tirolo e niente più, solo che la Grande Guerra, ad opera di un personaggino di cui diremo tra poco, immaginò che il confine dovesse essere il confine naturale, quindi arrivare al Brennero. Per ottenere questo risultato, il personaggino, che è uno di questi, si chiama Ettore Tolomei, nel 1904, nel luglio, salì una montagna della Valle Aurina, ci piantò la bandiera italiana e la chiamò Vetta d'Italia, per dire che quella doveva essere il confine, e qui molto tra virgolette naturale, dell'Italia. Dopo il fascismo
il tema dell'italianità dell'Alto Adige divenne molto in voga. Però già finita la guerra, la cerimonia del 13 ottobre con il 21, con il re Vittorio Emanuele che pianta il cippo al confine del Brennero, dice molto, no? Perché la scritta è: che sia buono, fausto, felice e fortunato il confine tra Italia e Austria consacrato dal Trattato di Saint-Germain, eccetera. Sull'altro versante del cippo era scritto: fin qui, Madre Roma, si sente la tua voce. Ecco, il fascismo non fece altro che metterci il fascio e tutto era pronto. Però Ettore Tolomei non si accontenta di queste cose e insiste perché l'Alto Adige diventasse italiano a tutti gli effetti, cancellando la toponomastica, sostituendola con nomi in gran parte inventati da lui, cancellando i cognomi tedeschi e riportandoli all'italiano. C'è una famiglia che conosciamo forse, che era Brun, che significa fontana e che viene italianizzata col cognome Fontana, e addirittura italianizzando gli edifici. Questa era la sede della Sparkasse che viene fascistizzata così. Ai tedeschi non rimaneva che i cortei funebri con la divisa che conosciamo bene degli Schützen. Bene, con il patto d'acciaio del 22 maggio 1939 l'Italia e la Germania sono alleate. Il problema dei tedeschi dell'Alto Adige come si risolve? Con le opzioni, cioè lo spostamento sistematico di tutti quelli che parlavano lingua tedesca. Accade, siamo a breve distanza dallo scoppio della guerra, partono famiglie intere in treno e vengono accolte dal Gauleiter Franz Hofer, quello che abbiamo visto prima, che costruisce edifici, però la cosa non è così compiuta per effetto della guerra. Risultato: quando si delinea, scusate, l'uscita dell'Italia dall'asse nell'agosto-settembre, l'occupazione tedesca non si fa attendere e, come si vede in queste immagini, la popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige accoglie le truppe che arrivavano come liberatori. Altrettanto farà Franz Hofer, che riprende i famosi Schützen e i costumi tradizionali della popolazione di lingua tedesca. Ecco, è così che accade, è così che viene messo in piedi un reggimento di polizia che si chiama Bolzano, forte di 2000 uomini, che combatte contro i partigiani in Istria, partecipa a vari episodi della Resistenza ed era composto quasi esclusivamente da optanti, quelli che avevano scelto di andare in Germania o in Austria, come abbiamo visto prima, cosa che però non si completò. Altri due reggimenti, gli Alpenvorland e gli Schlanders, erano composti da coloro che invece avevano voluto rimanere in Italia, mentre l'ultimo, il Brixen, costituito nell'ottobre del 1943, che rifiutò in blocco il giuramento a Hitler, fu impiegato contro i russi con grandi effetti deleteri, morirono quasi tutti. Bene, partecipa anche Perillo, che conosciamo bene, e partecipano anche il tenente colonnello Merico Zuccari della Legione Tagliamento, quella che dicevamo prima essere la conferenza preparatoria di Feltre. Ecco, in seguito ad accordi tedeschi segreti presi con un tenente colonnello tedesco, il 63° battaglione partì da Roma
mettendosi a fianco dei tedeschi, e questo è il motivo per cui se ne parla. Vado velocemente parlando di quest'altro personaggio del quale già abbiamo accennato. Innocenzo Parzuello non partecipa alla riunione di Feltre, ma è proprio a lui che viene assegnato, alla 22ª Brigata Nera, il controllo di tutta la linea pedemontana, dove si sapeva sarebbero arrivati i partigiani che fuggivano al rastrellamento e dove sistematicamente, nei modi terribili che diremo adesso, egli li fece catturare. Ecco, questo Pasquello meriterebbe una relazione a sé, perché nell'annuario industriale di Roma del 1900 e, se ricordo bene, 17° anno, quindi siamo 39, si vede che cosa faceva la sua industria. Faceva spolette, materiale di armamento aeronautico, ganci di sospensione per le bombe, bossoli, eccetera, eccetera. Quindi aveva un interesse personale diretto perché il fascismo rimanesse, e anche il fascismo di Salò. È così che lo troviamo a capo della Brigata Nera di Vicenza, nella quale non entrano tutti, ma non entrano i 1700 iscritti, ma soltanto 400, ed è così che egli ordina a tutti impiegati, operai di stabilimenti, funzionari di qualsiasi ufficio, oltre agli iscritti al partito, di partecipare all'azione che ha come compito il rastrellamento del Grappa. Questa è la linea che va da Pederoba fino a Solagna e vede le truppe delle Brigate Nere catturare i partigiani. Ecco, 20-21 inizia il rastrellamento, sappiamo come, vado veloce perché il tratto caratteristico è l'estrema frammentazione delle formazioni partigiane. Le varie Italia Libera dell'Arcagione, Italia Libera di Campocroce, Brigata Matteotti, i 2 battaglioni garibaldini hanno ben poco in comune e solo alla fine arrivano ad avere un comando unico. Sono accerchiati dalle formazioni che abbiamo visto partecipare alla riunione di Feltre, e il tentativo finale del comandante unico, l'avvocato Pasini, di far concentrare tutti sul Grappa provoca nell'arco di poche ore la decimazione totale delle truppe. Ecco cosa succede il 21 settembre alle ore 7. Caro Livio Todesco, teniamo l'Archeson, tu devi tenere il Madal. La Matteotti non molla, se avrete molte perdite, ripiegherete in Grappa con armi e viveri. Poche ore dopo, l'ultimo ordine. Le 2 Italia Libera hanno ceduto, sono costretto a dare il si salvi chi può. Il risultato è quello che conosciamo e che domani celebreremo sul Viale dei Martiri. No. Viale dei Martiri, nel quale il ruolo determinante è di un comando, il comando Andolfer, che ha proprio l'incarico di eseguire le impiccagioni, cosa che avviene ad opera di questo giovane, no, ma soprattutto delle Brigate Nere e dei giovanissimi che erano stati addestrati a Velodastico nel campo Dux. Ecco, da dire, come sappiamo bene dove avvennero le impiccagioni, eccole qua, erano previste anche sul Ponte Nuovo e davanti a Carezzonico, cosa che invece non accadde. L'epilogo è proprio legato a questi giovanissimi, no, del campo Dux, che abbiamo visto poc'anzi con i pantaloni corti irridere gli impiccati in Viale dei Martiri. Concludo velocemente leggendo l'elenco che avevamo visto agli inizi, quello che parlava della conferenza di Feltre, che previde le modalità del rastrellamento, e agli stessi nomi
ho fatto seguire le date di nascita e di morte e come vedete 80, 85, 78, 90, 67, 49 Perillo, che morì poco dopo l'amnistia, Zuccari, fuggito in Argentina, non sconta l'ergastolo, torna nel 59 e muore di infarto poche settimane dopo. Però non voglio concludere con questa storia disarmante e sostanzialmente spiacevole, perché gli esecutori, coloro che avevano deciso il rastrellamento del Grappa e erano responsabili non solo dei 31 impiccati di Bassano, ma anche dei 18 fucilati, dei 171 fucilati in tutto il territorio attorno al massiccio, gli 800 deportati dei quali non fecero nessun ritorno, vedete che non scontarono quasi nulla. Per cui non voglio concludere con questa storia, bensì con quest'altra, sulla quale in breve mi soffermo. Si tratta di un giovane, Girolamo Gaetano, che nasce a Rosà nel 1893. Viene sottoposto alla visita militare nel marzo del 1913 e dichiarato abile di terza categoria per dentatura guasta, e capite la qualità del cibo con cui era cresciuto, e insufficienza toracica. Ciò nonostante, il 1° giugno del 1915, a pochi giorni dallo scoppio della guerra, è arruolato come truppe di rincalzo. Quindi va a combattere in tutte le parti peggiori del fronte. Lo troviamo con la brigata Sassari sul Carso, viene ricoverato all'ospedale militare di Bassano, poi va a finire sul Monte Fior, al Monte Castelgomberto, sul Monte Zebio, torna sul Carso nel giugno del 16, combatte la nona battaglia sull'Isonzo e tra i reparti ancora regolari che non possono passare il tagliamento perché il comando di Cadorna fu far saltare tutti i ponti. Quindi venne fatto prigioniero dai tedeschi, peregrinò nei campi di prigionia della Germania e tornò dalla prigionia il 28 dicembre del 18. Ricordo che era partito il 1° giugno del 15. 3 anni e mezzo di servizio militare, compresa la prigionia. Ecco, finita la guerra, trova da lavorare alla Villa Dolfin come manutentore. Il conte Paolo, che vediamo qui con l'attrice inglese Sarah Churchill, figlia di Winston, e Vittorio Gassman, protagonisti di un film girato proprio a Villa Dolfin, lo chiama a lavorare per lui e tenere in piedi la grande villa. Solo che nel 1931 gli chiede di farsi la tessera fascista, perché il conte Dolfin simpatizzava per il regime nazista. Girolamo rifiuta la tessera e così viene licenziato, anche se aveva 5 figli e gli altri 2 più piccoli nasceranno dopo e dovette vivere con 4 campetti. Continuò a fare il muratore, lavorando nella costruzione dell'ultima ala del collegio vescovile Graziani, nella costruzione del nuovo edificio della Scuola delle Figlie del Sacro Cuore e anche nella costruzione della nuova chiesa di Santa Croce. Il suo rifiuto di prendere la tessera del fascismo influenzò il suo figlio maggiore, che qui vediamo con gli altri partigiani di Rosà. E la villa venne pesantemente bombardata dopo che si era installato un reparto tedesco, 200 soldati con compiti di repressione partigiana. E il 18 gennaio la Villa Dolfin fu bersaglio dell'aviazione americana e conclusa la guerra
il nostro Girolamo fu richiamato a lavorare per la ricostruzione della villa dal conte Paolo, come se non fosse successo nulla. Ma la sua coerenza, la sua indipendenza di giudizio, la sua chiara scelta di campo erano stati un esempio. Era mio nonno. Ecco, un po' mi son commosso, ma era un antifascismo così, di principio, perché ne aveva visto troppe durante la guerra, i bombardamenti, eccetera, e non credeva nei proclami del regime. Grazie. Bene, vi ringrazio, siamo stati abbastanza nei tempi. Se ci son domande o richieste. Prego, prego Gianberto. Si allarga ad un contesto europeo, o si leggono tutte le trame politiche, oppure si resta solo al poco, al tragico, ma al poco. Quindi bravissimo. Grazie. L'unico appunto, nella splendida ricostruzione fotografica che hai fornito, guarda che alcuni che tu qualifichi con un grado, specialmente i tedeschi, non hanno quel grado, perché per esempio le fronde di quercia, vogliono dire, siamo in ordini generali, no? E altre cose, ma sono particolari che metterai appunto nella tua infaticabile ricostruzione, e devo dire che ho avuto un grandissimo piacere vederti lavorare come un matto nelle poche carte dell'archivio comunale, dal momento che, come è noto, nell'immediato fine del conflitto moltissime furono fatte sparire. Ma veramente bravo, Francesco. Grazie, grazie. Altri interventi? Ecco, se no concludiamo e tornerei, se permettete, al titolo: Italiani contro italiani, perché noi abbiamo sempre detto tedeschi o al massimo nazifascisti, ma in realtà, se guardiamo con l'occhio, per fortuna, della Repubblica delle Libertà, vediamo altoatesini, trentini, e ben pochi erano i tedeschi vero e propri, che erano riusciti a organizzare questa rete sistematica che portò a termine il rastrellamento. Oltretutto, la fase più drammatica, più tragica del rastrellamento, con le impiccagioni di Bassano e tutta la serie di impiccagioni intorno al massiccio del Grappa, ebbero come protagonisti italiani, e questo è un segno sul quale dobbiamo riflettere e continuare a farlo ancora a lungo. Altre 2 domande? Prego, là in fondo. Se prende il microfono così. Vado militare a Roma nel 76 con l'ufficio maggiore della mia compagnia. Va bene, scusate. E per cui nel 1970 col Covid è il problema. Nel 1976. Dunque, no, non importa. Nel 1976, dunque 31 anni dopo la guerra, un certo, all'epoca, maresciallo Rossi di Schio
in mia presenza, si è vantato di essere uno di quei ragazzini, ovviamente ragazzini, che ha impiccato i banditi in Viale dei Ghirardi. Io credo di aver, non so, se ho respirato oppure mi è mancato il fiato, quindi presumo che il cuore sia un po' fermato. Lui, non è uno stupido, ovviamente ha capito che forse aveva esagerato e si è fermato lì. Però per dire che dopo tanti anni, l'amnistia, tutte quante, era un ragazzino di 17 anni, per cui guardiamo il contesto di cosa è successo. Lui non si era veduto, non è cambiato. Era sempre quel ragazzino che ha impiccato i banditi, pagato dallo Stato italiano. Sì, sì. Così è Certo. stata, insomma, ecco, Certo, certo. l'amnistia. Cesare? Mi sa che non si sente. Vabbè, hai avuto qua, Marco. Ho ricevuto oggi l'invito, come dire, il sollecito a partecipare a questo incontro e devo dire con molta emozione ho visto la foto di mio zio che porta il mio nome. Mi spiace che non ci sia mia mamma qui perché avrebbe partecipato camminando sulle mani se avesse potuto. Vorrei dire anch'io che l'emozione di Francesco è superiore, secondo me, addirittura al valore della sua splendida relazione. E io credo che il servizio migliore che possiamo fare non solo alla nostra città, domani ci sarà la commemorazione, io sarò presente, è che tutti noi si possa parlare con gli amici, con chi ha figli, perché queste cose non vadano perdute e non vada perduto il significato dell'emozione di Francesco. Ecco, è tutto. Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, concludiamo allora e arrivederci al prossimo venerdì storia. Grazie, alla prossima.